chiamo Vita Natale, ho 60 anni, abito a Adria da circa 20 anni, sono sposato, ho 3 figlie femmine e 4 nipotini, faccio il medico di famiglia ad Ariano Ferrarese. Mi sono impegnato molto in politica da giovane, sui 20 anni, poi ho abbandonato perché la politica era occupata da altri e mi sono riavvicinato a Fini quando si è staccato da Berlusconi, per cui mi candido con FLI per la Camera al collegio Veneto 1. Se fossi eletto non credo che mi batterei per il Polesine, perché secondo me il candidato non deve battersi per il collegio in cui è stato eletto, deve battersi per l'Italia e se c'è da fare qualcosa per le singole persone del collegio dove è stato eletto lo fa per la singola persona, ma non è un'azione che deve essere fatta per una zona, se no si configurerebbe secondo me un estremo di voto di scambio ed è quello che succede con gli eletti che appunto portano sempre alle Camere o al Senato le istanze del loro territorio, danneggiando però la politica. Non so se sono 5 le cose di cui ha bisogno l'Italia, sicuramente una dovrebbe liberarsi definitivamente di Berlusconi e del berlusconismo, di un modo di pensare che ha portato alla rovina e sta portando ancora alla rovina a questo Paese, di un gruppo di persone che hanno pensato solo ai loro interessi e hanno spacciato i loro interessi per interessi nazionali, hanno fatto finta che quello che era l'interesse di tutti coincidesse con loro, l'hanno fatto coincidere, però hanno fatto solo i loro interessi. Ecco, di questo l'Italia avrebbe bisogno di liberarsi. E poi un sacco di altre cose, ma se non si libera di questo non farà mai nulla. Se per caso dovessi essere eletto, cosa molto difficile, la mia promessa sarebbe che non favorirei mai nessuno in nessun luogo, solo per il fatto che è mio conoscente o che è di FLI, ma cercherei di battermi e per questo mi sono già battuto nella mia attività di sindacalista dei medici di famiglia, perché chi ha il diritto di accedere a un lavoro, a un posto, a un beneficio ci vada e nessun altro ci vada, per nessun motivo. Questo sarebbe anche questo una delle cose iniziali dell'Italia, che invece è sempre abbattuta dal campanilismo, dal vicino, dal parente, dall'amico.